pediatrico ad accesso diretto al Cafoncello, 7 nuovi reparti, ospedali di comunità, le novità delle nuove schede ospedaliere definite per l'ULSS 2 della Marca. Respinto il ricorso di un coltivatore, ripartono ad Altivole i lavori della Pedemontana fermi in zona da 6 mesi per una decisione del Tribunale. C'è anche un imprenditore di Vedelago sottoposto ad obbligo di dimora tra le persone coinvolte nell'inchiesta della Guardia di Finanza di Padova, scoperto un giro di fatture false per oltre 25 milioni di euro. Tappa nella Marca per il Giro d'Italia il prossimo 31 maggio, scuole chiuse a Treviso, Villorba e parzialmente a Vittorio Veneto, la decisione per evitare ingorghi e far sì che sia una giornata di festa per tutti. La crisi della tessitura Monti di Macerata, incontro in regione, la preoccupazione dei sindacati. Mogliano al voto, il candidato di centrodestra Davide Bortolato presenta un esposto contro il sindaco uscente per violazione della par condicio, la replica di Arena, pretestuoso, confrontiamoci sui programmi. Sport basket, la De Longhi Treviso conquista anche gara 2 dei quarti playoff battendo Rieti al Palaverde nonostante l'assenza di Logan, venerdì il primo match point per agguantare le semifinali. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione di Treviso dei nostri telegiornali. In primo piano la sanità con tutte le novità per l'ULSS 2 della Marca derivanti dalle nuove schede ospedaliere. Le nuove schede ospedaliere mantengono i posti letto, anzi nella Marca è previsto un incremento di 24 posti letto. A livello aziendale sono previsti 7 ospedali di comunità. I primi ad essere attivati saranno Treviso, Conegliano e Castelfranco. Questi daranno quindi ristoro alle persone che avranno bisogno di avere qualche giorno in più prima di essere dimessi e andare a casa. Al Cafoncello di Treviso tutte le specialità sono state confermate. In futuro verranno creati dei nuovi pronto soccorso con accesso diretto, in affiancamento a quello centrale, uno oculistico e uno pediatrico. Treviso diventa centro di riferimento regionale per le malattie rare del sistema immunitario e dell'apparato respiratorio. Oderzo manterrà i posti letto previsti, oltre al mantenimento delle attuali attività e l'incremento della protesica. A Conegliano è previsto l'aumento dei posti letto della terapia intensiva cardiologica da 8 a 10. A Vittorio Veneto il neonato dipartimento testa-collo sarà potenziato con l'arrivo della unità operativa di chirurgia maxillofacciale. Oggi per dare una risposta totale ai bisogni di chi ha patologie importanti, quindi tumorali, testa-collo, è avere anche una chirurgia maxillofacciale che fa una ricostruzione complessiva. Previsto anche il potenziamento del polo aziendale di Week e Day Surgery. Molte operazioni chirurgiche verranno spostate qui per snellire Treviso da interventi non urgenti. In questo modo si ridurranno le liste d'attesa da 1 anno a 3 mesi. Crediamo di riuscire a poter portare a casa circa un 40-45% di interventi chirurgici da poter fare lì a Vittorio Veneto, quindi snellire il peso qui su Treviso e quindi dedicare più sedute operatorie per interventi più impegnativi. Nell'ospedale di Montebelluna, oltre al mantenimento delle attuali attività, verrà potenziata l'area medica con 2 posti letto in più e della cardiologia ed è previsto l'aumento a 40 posti letto dell'ortopedia. A Castelfranco Veneto, medicina generale avrà 80 posti letto, neurologia 22 e saranno conservate nefrologia e angiologia. Cardiologia conterà su 20 posti letto. Per quanto riguarda chirurgia generale, la Regione ha accolto la proposta di 15 posti gestiti dal primario di Montebelluna e 5 di chirurgia vascolare gestiti dal primario di Treviso. Ostetricia conserverà i posti letto, così come pediatria e patologia neonatale. Conservati anche cardiologia con 6 posti letto e il pronto soccorso. L'ospedale di Castelfranco non verrà toccato da nessun tipo di chiusura, di programmazione diversa. E nel prossimo servizio il punto sullo IOV, l'Istituto Oncologico Veneto, sono stati attivati 2 hospice a Padova e appunto a Castelfranco dove andranno le chirurgie oncologiche. Sentiamo. Patologia della mammella nella storica sede del Buso Nera a Padova, radioterapia a Schiavonia, chirurgia oncologica specialistica a Castelfranco. È uno IOV a 3 sedi, quello disegnato dalle schede sanitarie regionali appena approvate, che definiscono la nuova struttura e una nuova dotazione di posti letto. In totale saranno 310, cui si aggiungono 12 posti di hospice, 6 a Padova, 6 a Castelfranco, con 27 strutture complesse.
A Padova la patologia femminile più diffusa, la mammella. Dalla prevenzione alla cura e anche alla riabilitazione, nel senso che abbiamo, oltre ai servizi di anatomia patologica, di radiologia senologica che diventa struttura complessa, la chirurgia senologica, abbiamo la ricostruttiva, una struttura complessa di ricostruttiva, e anche le attività di riabilitazione, oltre ovviamente all'oncologia che già è presente. A Castelfranco Veneto è in atto il progressivo passaggio dall'ULSS 2 allo IOV di alcune specialità, cui sarà attivata l'area chirurgica specialistica dell'istituto. Ci sono 7 strutture complesse ultra specialistiche di chirurgia, questo è l'aspetto più significativo. Tutte queste attività andranno svolte con la consueta metodologia già in atto dei gruppi multidisciplinari interaziendali. La parola d'ordine è collaborazione di rete con aziende ospedaliere e ULSS per lo IOV, che risponde a direttive regionali e nazionali nella sua veste di hub e istituto di ricerca. Sono previsti 25 posti letto per pazienti da extraregione, quindi anche una capacità attrattiva che va oltre il Veneto. Parliamo ora di Pedemontana. Respinto il ricorso di un coltivatore, ripartono ad Altivole i lavori della superstrada. Dopo 6 mesi di stop ripartono i lavori per il completamento della superstrada Pedemontana Veneta nel territorio comunale di Altivole, interrotti in corrispondenza del Bosco della Speranza in seguito al ricorso presentato dall'imprenditore agricolo Giuseppe Piccolotto. È stato infatti revocato dal Tribunale di Treviso in sede di sentenza definitiva il decreto emesso dal medesimo Tribunale il 6 dicembre 2018 di accoglimento dell'istanza di sospensiva avanzata dal coltivatore. Piccolotto si era rivolto alla magistratura dopo che le ruspe avevano abbattuto l'area boschiva da lui piantumata in ricordo della moglie morta ed erano entrate nei suoi terreni coltivati a kiwi. Ora il Tribunale ha respinto il ricorso, autorizzando quindi la ripresa dei lavori per la costruzione della Pedemontana. Piccolotto è stato anche condannato alla rifusione delle spese del procedimento a favore della società. Il concessionario, congiuntamente alla struttura di progetto Superstrada Pedemontana Veneta, comunica di stare valutando come recuperare i 6 mesi di stallo imposto a causa dell'azione giudiziaria proposta dal privato. C'è anche un imprenditore 73enne di Vedelago sottoposto all'obbligo di dimora tra le persone coinvolte nell'inchiesta della Guardia di Finanza di Padova, che ha scoperto un giro di fatture false per oltre 25 milioni di euro tra l'Italia e l'Europa dell'Est. Questa ditta padovana si faceva fare da fatture false per diversi milioni da altre ditte cartiere, di fatto poi gestite direttamente dagli amministratori di fatto della ditta padovana, attraverso i quali la ditta padovana beneficiava di indebite e illegali deduzioni del reddito, IRES e di IVA. Un giro di fatture false per oltre 25 milioni di euro, parte da Padova ma si dirama in tutto il nord-est con arresti e misure cautelari anche nelle province di Venezia, Treviso e Vicenza. 45 gli indagati che operavano in tutto il territorio nazionale e anche all'estero. Un'indagine partita nel 2012 da un controllo fiscale e che ha visto controllate oltre 150.000 telefonate e analizzati 400 conti correnti. Parte degli illeciti proventi, quantificati in 5 milioni di euro, sono stati riciclati attraverso società straniere con l'acquisto di molti beni mobili e immobili, tra cui una Ferrari, beni al momento sequestrati. È ovvio che in questi termini poi si può mettere nel mercato prezzi più competitivi, perché ne esce liquidità a zero costo e risparmi sulle imposte. Una volta ottenuto il pagamento delle fatture false, le società definite cartiere provvedevano a effettuare bonifici degli importi sui conti correnti di 3 società estere con sede in Slovacchia, Croazia e Slovenia. Abbandonate Svizzera e Montecarlo, proprio l'Europa dell'Est è la nuova via che percorrono i capitali illeciti del nord-est. La vicinanza con la Croazia, con la Slovenia, con questi paesi a ridosso dei confini a est dell'Italia, chiaramente permette una facilità di movimenti e la possibilità di muoversi senza nessun controllo, per cui di poter esportare alle volte anche denaro contante, che permette a questi soggetti di muoversi veramente con molta facilità.
Scuole chiuse a Treviso il 31 di maggio per il Giro d'Italia, oggi pomeriggio vertice in prefettura. Intanto il Treviso Calcio è vicino ad una svolta, sentiamo. Scuole chiuse a Treviso, Villorba e parzialmente Vittorio Veneto, perché quella della tappa del Giro d'Italia sia, dice il sindaco del capoluogo Mario Conte, una giornata di festa per tutti e sulle strade già soggette a stop e divieti non ci sia troppo traffico da gestire. Venerdì 31 maggio partenza della tappa Treviso-San Martino di Castrozza dal cuore della città, anche se il chilometro zero partirà in realtà da strada ovest a Villorba. Ovviamente queste grandi manifestazioni comportano anche una logistica molto impegnativa e per andare incontro a queste esigenze chiuderemo le scuole il venerdì 31. Mi scuso se ci sarà qualche disagio per chi comunque dovrà in quei giorni lavorare, però il Giro d'Italia è un'opportunità troppo importante per la nostra città. Oggi pomeriggio sindaci e forze dell'ordine hanno partecipato a un apposito tavolo in prefettura per definire l'apparato da mettere in campo sui 66 km trevigiani della tappa. Proprio in queste ore con il prefetto si stanno definendo tutti gli aspetti organizzativi, il prefetto stesso sta coordinando tutte le forze di polizia che saranno impegnate in questi 2 giorni di festa affinché tutto possa svolgersi nel migliore dei modi. Ciclismo ma anche calcio nelle cronache, perché si costituirà ufficialmente a giorni il consorzio di imprenditori che darà vita sul modello della De Longhi Basket al nuovo Treviso Calcio. E da troppi anni, ben 8-9 anni, siamo i tifosi, la città è delusa dalle gestioni che hanno portato avanti fino adesso il mondo del calcio, quindi abbiamo dato un taglio netto con il passato, ci ripresentiamo con una nuova società sana e che punta molto al settore giovanile, quindi consorzio e società, esattamente il modello vincente che sta portando dei grandi risultati nel mondo del basket. Ancora cronaca, giallo a Treviso sulla morte del 68enne trovato annegato in pescheria una decina di giorni fa. La procura ha disposto nuovi accertamenti. Mistero sulla morte di Walter Busato, il 68enne trovato cadavere una decina di giorni fa nelle acque del Cagnani in pescheria a Treviso. Autopsia e analisi dei filmati di tutte le telecamere di videosorveglianza. La procura vuol fare chiarezza sulla morte dell'uomo, soprannominato il Mago e molto noto in città per essere stato gestore di alcuni locali, soprattutto lo storico Malibu. All'inizio si è pensato ad un incidente, ora gli inquirenti vogliono chiarire le circostanze del decesso e soprattutto verificare che non ci siano altre persone coinvolte nella tragedia. E mentre continuano gli accertamenti delle forze dell'ordine, nelle prossime ore verrà eseguita l'autopsia. Busato era conosciuto a Treviso, oltre che per la sua attività, anche per le sue stravaganze e gli scherzi. 8 anni fa tappezzò i muri del centro con la sua epigrafe, qualificandosi come miliardario. Ieri pomeriggio i carabinieri di Crocetta del Montello hanno denunciato un cittadino rumeno di 35 anni senza fissa dimora e con precedenti per reati contro il patrimonio che ha tentato di rubare alcuni collari antipulci per cani del valore complessivo di 290 euro al supermercato Famila di Onigo di Pederobba. Prima di uscire dall'esercizio commerciale è stato fermato dal personale addetto alla sicurezza e consegnato alle forze dell'ordine. Le notizie ora dal mondo del lavoro. Nella sede della Regione oggi, alla presenza dell'unità regionale di crisi aziendale della direzione del lavoro, si sono incontrate le parti aziendali ed i sindacati del gruppo Tessitura Monti di Maserada, storica azienda tessile fondata nel 1911 che attualmente conta 260 dipendenti nel sito produttivo trevigiano. I rappresentanti dell'azienda hanno spiegato che stanno provvedendo all'elaborazione di un piano finanziario ed industriale che possa assicurare il rilancio della realtà produttiva. Delusione però da parte dei sindacati. L'incontro di oggi purtroppo non ci ha offerto certezze sul futuro della Tessitura Monti. Il piano industriale è ancora in fase di elaborazione e ci sarà presentato nel mese di luglio, commentano i sindacati. Ad oggi rimane il malumore e le incertezze sul destino dell'azienda e la difficoltà dei lavoratori che attendono 2 mensilità di stipendio e la 13ª. Ed ora la pagina dedicata alla politica, elezioni amministrative a Mogliano, esposto del candidato di centrodestra contro il sindaco uscente che avrebbe violato la legge sulla par condicio. Sentiamo.
Il sindaco si sta comportando con una scorrettezza massima, sta violando palesemente la legge sulla par condicio, sta inaugurando opere quando non si può fare nei 30 giorni antecedenti le elezioni. È una campagna elettorale sempre più al veleno, quella di Mogliano Veneto, dove in gioco c'è la poltrona di sindaco. Dopo la denuncia ai carabinieri contro ignoti per il danneggiamento dei manifesti elettorali lungo via Zermanesa, Davide Bortolato, in corsa per il centrodestra, attacca frontalmente il sindaco uscente Carola Arena con un esposto che contesta la violazione della legge sulla par condicio. Avrebbe usato canali istituzionali per comunicare inaugurazioni di opere fissate appositamente a ridosso del voto, così come la programmazione, dice, di diversi eventi. Prassi diffusa da anni e politicamente trasversale, ma in questo caso è andata oltre la decenza, secondo Bortolato, e contro la norma. È fuori legge e noi questo lo denunceremo al Corecom e all'Agicom, oltre anche al prefetto. C'è questa ansia da conclusione delle opere per far vedere che si fa, con il rischio che i lavori vengano fatti male, in fretta, e infatti stiamo vedendo i cantieri che non vengono fatti nel modo corretto, i lavori non sono fatti a regola d'arte, vengono fatti proprio per far vedere che si fa. Goccia che ha fatto traboccare il vaso l'inaugurazione di qualche giorno fa del parcheggio dietro il distretto sanitario. Con questo esposto, dicono dal centrodestra, Arena non ha più scuse. Ci sono ancora 11 giorni di campagna e vogliamo che venga fatta nella massima correttezza, sicché questo è un avvertimento e un richiamo. Ed immediata la replica del sindaco uscente Arena, che respinge le accuse al mittente ed invita Bortolato a confrontarsi sui contenuti dei programmi. La notizia di un esposto del centrodestra con l'accusa di aver approfittato della sua posizione di sindaco uscente per darsi visibilità non scuote per nulla Carola Arena, che sottolinea come date di conclusione delle opere pubbliche o calendario degli eventi del territorio comunale esulino dalla campagna elettorale. Io sono molto ma molto tranquilla, i lavori che sono in corso sono frutto di una programmazione pluriennale, che vuol dire che sono stati messi nel bilancio anni fa. Per gli eventi vale lo stesso concetto, un calendario annuale di eventi, una programmazione insomma che è stata fatta l'anno precedente per l'anno successivo. Capisco, contrattacca Arena, che a chi si propone come alternativa a questa amministrazione dispiaccia che oggi raccogliamo i frutti del lavoro fatto. Però è anche opportuno, io credo, è un consiglio, io credo che sarebbe necessario che chi si candida a fare il sindaco debba pensare a fare delle proposte concrete per la propria città. Ecco, questo non è così per Bortolato, perché basta prendere il suo programma, non contiene una proposta concreta per Mogliano. Infine un appello diretto proprio al suo sfidante, Davide Bortolato. Caro Bortolato, elabora qualche proposta concreta per Mogliano Veneto e confrontiamoci su questo, sulle proposte per la nostra città. Credo che questo possa essere un elemento assolutamente positivo per la nostra comunità. Ci fermiamo ora per la pubblicità, linea alla regia, noi ci rivediamo tra poco. Rieccoci in diretta con l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali. Continuiamo con la politica, la corsa verso le elezioni europee. In lista anche la SPV collegata a Forza Italia con capolista Herbert Dorfmann, che punta al terzo mandato. Europei 2019, anche la Südtiroler Volkspartei in lista nella circoscrizione nord-est. Partito di una minoranza linguistica, deve correre in collegamento tecnico con una lista nazionale che in questa tornata è rappresentata da Forza Italia e UDC. Capolista l'europarlamentare uscente Herbert Dorfmann, in corsa per il terzo mandato per continuare l'impegno a favore del territorio. Qui in questi territori, quindi a casa mia in Alto Adige, ma anche qui nel Veneto, siamo vicini al confine, siamo strettamente legati anche agli scambi commerciali con le zone al nord delle Alpi, quindi noi abbiamo bisogno di un'Europa aperta, di confini aperti, quindi a noi la collaborazione economica, soprattutto all'interno dell'Europa, conviene e io ho lavorato sempre per quello. Proveniente da un territorio fortemente autonomista, Dorfmann si inserisce nel dibattito sull'autonomia del Veneto.
Io ho sempre creduto nell'autonomia, tra l'altro il mio partito, la Südtiroler Volkspartei, è il partito dell'autonomia del Sud Tirolo. Io penso che l'autonomia spetti al Veneto, sono anche convinto che un sistema più federale sia un benessere per lo Stato intero, e io vedo qui in Veneto che la situazione che abbiamo adesso, quindi si va avanti a promettere l'autonomia, si fanno referendum che poi alla fine non succede niente, la gente è un po' stufa, un po' stanca, la gente qui in Veneto adesso si merita veramente un passo in avanti. Ha fatto tappa nella Marca il Down Tour, un viaggio che sta attraversando l'Italia per aiutare a superare i pregiudizi sulle persone affette dalla sindrome di Down. La gente resta stupita perché è abituata a vedere la persona con la sindrome di Down come una persona dipendente che ha bisogno di essere servita, riverita, accudita, e invece sono in grado di avere una vita autonoma anche loro. Superare i pregiudizi che circondano le persone con sindrome di Down, aiutandole ad affrontare nuovi percorsi di inclusione, autonomia e indipendenza. Ha fatto tappa a Treviso il Down Tour dell'Associazione Italiana Persone Down, un viaggio in camper attraverso l'Italia per sensibilizzare ed informare i cittadini, invitandoli a salire a bordo per conoscere e capire, abbandonando i pregiudizi. L'inclusione e l'autonomia di questi ragazzi speciali passa soprattutto attraverso il lavoro, e nella Marca sono una ventina i giovani inseriti nel mondo del lavoro con ottimi risultati. La tappa trevigiana del tour è stata anche l'occasione per presentare i risultati di una ricerca avviata dall'Università di Trieste in collaborazione con Ascotrade. L'obiettivo poi finale di questa ricerca è proprio quello di riuscire a creare un training e quindi un percorso di potenziamento da poter fare con questi bambini, ragazzi e adulti, e in modo tale da poterli aiutare a migliorare in questi aspetti ed eventualmente poi come obiettivo finale di migliorare anche le loro autonomie. Questa ricerca direi che è la riprova che studiando si può anche arrivare a cercare di cambiare la cultura, che è quello che assieme stiamo cercando di fare con l'IPD. Ed ora lo sport basket, la De Longhi Treviso conquista anche gara 2 dei quarti playoff di A2 battendo Rieti 80-63 al Palaverde nonostante l'assenza di Logan. Venerdì il primo match point per agguantare le semifinali. Sentiamo le parole di coach Menetti al termine della gara. Abbiamo voluto dare continuità a fare una partita come quella che abbiamo fatto in un momento dove oggettivamente ci sono venute a mancare due pedine, e farne una può essere una grande impresa, farne due di fila è oggettivamente qualcosa di molto positivo. Al di là di questo ci sono stati tanti momenti durante la partita dove siamo caduti in alcune ingenuità, e soprattutto abbiamo avuto l'idea di che tipo di partita dovremmo giocare già venerdì a Rieti, quindi oggettivamente è molto, la cosa positiva è il 2-0, parallelamente invece veniamo da una serie dove abbiamo peccato nelle due partite fuori casa, quindi adesso si gioca a gara 3 una volta e vogliamo scendere veramente con grande concentrazione e allo stesso tempo con grande rispetto delle qualità di Rieti. Al di là di quello che è successo a Trapani e il fatto di aver imparato, il fatto di aver finito una partita con l'idea di non aver dato il massimo, e parlo delle due partite di Trapani. Quando avremo dato il massimo, dopo come al solito finita la partita si guarda il tabellone, se si è vinto buon segno, e se avremo perso sicuramente saremo pronti a fare i complimenti ai nostri avversari. Ed era questo l'ultimo servizio, tra poco torna 20:10, ospiti in studio questa sera Achille Variati del Partito Democratico e Filippo Daverio di Più Europa. È tutto da Treviso, grazie per essere stati con noi, vi lascio come sempre in chiusura alle previsioni con il nostro meteo. Arrivederci. Tonus Laboratorio del Piede, centro altamente specializzato nella costruzione di plantari su misura, dedica nuove tecnologie di rilevazione dei carichi posturali per dare voce alla filosofia di benessere che lo caratterizza. Ben ritrovati al meteo. Prevale il bel tempo sulle nostre regioni, salvo per qualche isolato fenomeno sui settori montuosi. Vediamo la situazione nel dettaglio. Sul Veneto sarà soleggiato con cielo al massimo poco nuvoloso.
Nel pomeriggio e in serata non si escludono dei piovaschi sui rilievi bellunesi. Temperature minime tra 4 e 9 gradi, massime comprese invece tra 16 e 19 gradi. Situazione simile sul Friuli Venezia Giulia, con ampio soleggiamento pressoché ovunque. Nella seconda parte della giornata però avremo qualche nube in più sui monti, anche con isolati rovesci. Temperature minime tra 8 e 12 gradi, massime oscillanti invece tra 17 e 18 gradi. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige, dove avremo tanto sole ovunque, specie sui settori meridionali, cielo poco nuvoloso invece altrove, ma in genere senza piogge degne di nota. Temperature minime tra 6 e 7 gradi, massime tra 21 e 22 gradi circa. Bene, dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci. Tonus è il miglior negozio di calzature moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi. Eleganza e comodità, perché camminare è vivere.